impiegare almeno nei mezzi pubblici il metano invece del gasolio. Su tale opportunità è stata presentata all'amministrazione comunale un'interpellanza. Daniela Brussato ha intervistato l'autore della proposta. Con Camillo Pavan, consigliere comunale dei Verdi Arcobaleno, parliamo di inquinamento cittadino e principalmente invece di una proposta per combattere l'inquinamento che riguarda l'introduzione del metano come carburante per autotrazione. Ci spiega un po' che cosa consiste? Sì, come è noto ormai un po' a tutti, il metano è certamente il propellente meno inquinante attualmente sul mercato. Senza andare a proposte fantasiose di benzine più o meno verdi o di auto elettriche, abbiamo un gas, un carburante, appunto il metano, gas naturale, che produce ben 43 volte meno scarichi nocivi rispetto al gasolio, questo per quanto riguarda gli ossidi di azoto, e 14 volte meno di ossidi di carbonio. E quindi è un propellente utilizzato, tutti lo sanno che può essere utilizzato, è già stato utilizzato durante l'epoca dell'autarchia cosiddetta, durante la guerra, quando appunto c'era difficoltà di approvvigionamento di benzina normale. Ci sono attualmente a livello nazionale 250.000 automobili private funzionanti a metano. E per quanto riguarda anche gli autobus, ci sono ormai delle città che hanno già sperimentato questo carburante. Io ho fatto questa proposta soprattutto perché innanzitutto può benissimo essere applicata anche a Treviso l'autotrazione a metano per quanto riguarda gli autobus, ma soprattutto perché c'è la proposta ormai che mi auguro quanto prima venga accettata dei minibus, i quali sono ideali per andare nelle tortuose cittadine della Treviso medievale, ottimi indubbiamente, ma se noi li facciamo andare a gasolio lasciano dietro una scia puzzolente purtroppo e inquinante che si può benissimo ridurre o eliminare del tutto con l'impianto a metano. Ecco, lei nella sua interpellanza anche parla di un costo iniziale che poi però verrebbe ammortizzato dall'amministrazione. Sì, questo è noto a tutti, insomma, quelli che usano questi gas, sia il GPL sia nel caso specifico il metano. Io personalmente vado a metano ormai da 20 anni e non ho mai avuto problemi anche da un punto di vista della ripresa famosa che si dice delle auto che perdono. Tutti sanno che abbiamo un impianto di distribuzione di metano per autotrazione qui vicino alla periferia della città, che è collegato al metanodotto attraverso una centralina che è stata inaugurata ancora nel 1960 da Enrico Mattei. E quindi anche a Treviso ormai il metano è ampiamente utilizzato, c'è tutta una serie anche di impiantisti artigiani che possono dare la loro informazione tecnica, ci sono delle maestranze idonee, quindi non c'è nessun problema da un punto di vista economico, anzi ci sono solo vantaggi da un punto di vista ecologico e da un punto di vista anche economico.